Inizia una nuova era in casa Castrum Favara con il debutto di mister Nicolò Terranova e del nuovo direttore sportivo Vincenzo Piazza in occasione della sesta giornata contro il Gelbison. Striscione da parte degli ultra della curva del Castrum Favara per un messaggio distensivo nei confronti di Marianna Bello, la donna dispersa ormai da diversi giorni dopo l'alluvione di Favara. Inizia la partita con le immagini prodotte come sempre da Giuseppe Montalbano, il primo squillo è del Castrum Favara con questa conclusione dalla distanza con la sfera che si perde fuori. Ci ha provato Kosovan, insiste la compagine oggi in tenuta bianca con la discesa, una delle tante da parte di Piazza, il quale converge e prova a giro col destro, ma Sacco è attento e blocca a terra. Poi serie di trattenute che vedono tra i protagonisti anche Oscar Mendes. Oggi grande impegno per lui che deve sostituire l'infortunato Nacho Varela. Qui conclusione dalla distanza che viene bloccata senza grossi problemi da Lauritano. Poi Piazza dall'altra parte prova a puntare, sfida Gorzelewski, mette in mezzo il pallone, non arriva nessuno all'appuntamento, nemmeno Tripicchio che si era buttato nello spazio. Poi altra azione da parte dei padroni di casa con la palla scaricata fuori, conclusione dalla distanza che si perde sopra la traversa da parte di Demin. Recupera un buon pallone Oscar Mendes che apparecchia per il destro di Piazza, il quale spreca una grande opportunità. Poteva fare decisamente meglio il numero 11 del Castrum Favara, che qui attacca sull'out di destra. Serie di trattenute che vedono tra i protagonisti anche Ferrante, il quale va giù senza subire fallo secondo il signor Radovanovic della sezione di Maniago. Si fa vedere all'improvviso anche il Gelbison con questo tentativo dal limite dell'area, pallone che si perde però fuori. Ci ha provato Mele, poi dall'altra parte Piazza prova ad armare il piede di Tripicchio che controlla e calcia la palla, se ne va sul fondo. Ultimo tentativo, il più pericoloso, calcio di punizione da parte di Tripicchio, sembra sulla traiettoria Sacco, ma la palla si stampa sulla traversa, graziato il Gelbison. In questa occasione con le immagini passiamo al secondo tempo con il tentativo da fuori area da parte di Liurni, si distende sulla sua sinistra e respinge Lauritano, poi prova ancora il Castrum Favara, primo tentativo della ripresa, colpo di testa di Mendes e sfera che si perde alta sopra la traversa, poi giocata sulla sinistra ancora da parte della squadra di Terranova con questo tiro dalla distanza che si perde di poco sopra la traversa. Sacco in questo caso sembrava battuto, ma occhio a questa giocata col servizio in mezzo, allontanato in qualche modo il tentativo di Viscomi, poi sfera che rimane nel cuore dell'area di rigore, conclusione finale da parte di Michel Ferreira che si perde al lato, sembrava in traiettoria Lauritano, poi questo calcio di punizione messo in mezzo da Kosovan, non trova nessuno all'appuntamento, allontanato dal numero 20 Zugaro. Su questa palla fischia a fine l'arbitro e 0-0 a Favara. Da Sportisir è tutto, alla prossima.